Mi chiamo Giovanna Sacchi, collaboro col Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari Venezia, col quale sto sviluppando un progetto che si chiama Ecolab, strategie alternative di etichettatura ecologica per il consumo sostenibile di prodotti agroalimentari, e all'interno di questo progetto stiamo mappando le realtà di piccole e piccolissime aziende italiane che si rifanno a canali di distribuzione alternativi alla grande distribuzione organizzata e che quindi si rifanno soprattutto a strategie di direct marketing e di filiera corta. Contestualmente stiamo anche valutando quelli che sono i valori e le motivazioni sottese al consumo etico e quindi al consumo critico, e stiamo sviluppando questo progetto attraverso la metodologia del focus group, e quindi stiamo amministrando una serie di focus group sulla penisola italiana e intervistando sia produttori di queste reti alternative sia consumatori critici e rappresentanti dei gruppi di acquisto solidale, nella speranza di poter proseguire in questa indagine attraverso una ricerca quantitativa da svilupparsi nel futuro.